return of the space cowboy into planetary goodbye song. Say you're the space of Jiba, oh you and I go deeper. Maybe I have to get high to get by. This is the return of the space cowboy into planetary goodbye song. Say you're the space of Jiba. Virginia Shalom, benvenuta a Ci Vediamo a Via Veneto. Grazie. Grazie di essere qui. Questa puntata è molto attesa, soprattutto dall'ambiente femminile, le ragazze, insomma, che poi sei molto seguita sui social, ho visto. Abbastanza. Sì. Instagram. Non tantissimo, però ancora. Esperta di make-up, lo posso dire? Sì, lo puoi dire. Cioè, non voglio avere la presunzione proprio di dire esperta, però sì, ho Ma studiato. questa è l'umiltà, però sei una persona che studia, Sì, stai sì. frequentando l'accademia, giusto? Sì, MBA. Lo possiamo dire? Sì. Lo possiamo dire, hai detto Sì. tu? A Milano? Sì, a Milano. E iniziamo. Ho tante domande da farti che mi dicono qual è per te il trucco perfetto? Allora, a livello personale, cioè nel senso di ognuno di noi, secondo me, certo. cioè, diciamo è poi oltre anche alle regole del trucco è quello che ci fa sentire a proprio agio comunque, cioè con se stessi. Quindi Ognuno non poi c'è una regola generale, dici, teoricamente ci sono delle regole chiaramente, però comunque l'importante è che cioè, il trucco deve essere qualcosa che ti fa sentire meglio, bene comunque con te stesso, è anche qualcosa che lo puoi vedere a questo è livello già artistico importante. per sperimentare, cioè secondo me proprio ognuno di noi poi trova la propria dimensione. Nell'occasione fa il trucco, cioè l'occasione, Sì. la serata, Sì, o esatto, piuttosto esatto. che la mattina non puoi andare Sì, col trucco. no, io per esempio di solito non mi trucco, ecco, per andare in accademia così la mattina non mi viene, però magari uno esce la sera, si vuole sentire un po' più bello, oppure si vuole esprimere. Siccome siamo in un regno storico, insomma, tra il cinema, film, qual è il film che ti è rimasto più impresso? È rimasto più impresso. Che ti piace riguardare? Ce ne ho diversi, cioè nel senso mi piacciono i film eccentrici, comunque un po' sì, originali, oppure magari con i flashback, un po' sì. Uno Che mi devi piace- stare lì a riflettere, dice che mi vorrà dire il Sì, un regista? po' che no, vabbè, se uno che mi piace tanto è Se mi lasci ti cancello. Cioè, gli hanno dato Bello, questo nome l'ho visto. bruttissimo in italiano, purtroppo gli hanno dato questo nome Sì, perché insomma, sì, meglio in lingua inglese originale. dice Eternal Sunshine of Spotless Mind, si chiama, molto più bello. Se mi lasci ti cancello è un po' riduttivo secondo me, però è un bel film, molto bello, mi piace. Teatro? Quale tipo di teatro? Allora, da Prego, Cina. Sì. Da spettatore mi piacciono i musical, sai, Chicago, non lo so, queste cose un po' così divertenti comunque. A livello magari, ecco, di trucco sicuramente, cioè nel senso è più soddisfacente qualcosa che mi lascia anche spazio per l'espressione teatrale, perciò magari commedie, Quindi il trucco tragedie, teatrale ti esatto, piace. proprio di È espressione. vero sì, che mi deve piace molto. essere molto più pesante perché si Sì, deve certo, vedere. si deve vedere da lontano, perciò deve essere molto più marcato, chiaroscuri molto. Ti è capitato di fare qualche trucco di Sì, allora, proprio a teatro non mi è mai capitato ancora, è un'esperienza che mi piacerebbe piacerebbe? tantissimo, Beh. no, perché adoro proprio il trucco teatrale, mi piace molto. Che sensazione ti fa essere circondata dal museo di Rino Barillari, Audrey Hepburn, tutte le attrici che lui ha immortalato? Allora, ti premetto che il suo motto è la guerra è guerra, una R, perché stiamo a Roma. Quindi che sensazione ti fa? Vabbè, ovviamente è un onore per me stare qui, poi essendo pure che sono appassionata comunque beh. di fotografia, cioè nel senso è molto bello, infatti ringrazio per questa opportunità. No, tantissimo. grazie a te perché guarda è importante, sai, oggi noi ti abbiamo seguita prima di invitarti, trovare una ragazza. Fai dei trucchi eccezionali. Grazie. Innanzitutto, forse li posti più su Instagram che su Facebook? No, un po' posso tutto. ovunque, cioè sì, Quindi posso Virginia ovunque. Shalom, basta seguirti. Sì, poi non sono proprio esibizionista, perciò non mi No, metto però proprio è lì a. interessante. Anche Sì. ho visto anche il trucco delle ferite. Sì, cinematografico. mi piace non da sono morire. pratica, come si Sì, dice? Sì, ferite, sì, diciamo di cinematografico di carattere si potrebbe.
Senti, immagino che tu abbia fatto una scelta, no? Dice, come accademia, come Sì. tuo percorso. Sì. Che consiglio ti senti di dare a chi vorrebbe intraprendere Allora, questa Il mio percorso, diciamo, via? è stato travagliato, nel senso che io ho iniziato, cioè il mio primo anno l'ho fatto a Roma, in un'accademia che, cioè, diciamo, sicuramente mi ha aiutato perché comunque facendo pratica... Sempre un'esperienza, Esatto, no? cioè, Sì. esatto. Diciamo poi alla fine però non ho proprio un bel ricordo di come mi è andata perché cioè, spesso ci si affida magari a molte pubblicità che fanno Dici, sulle mi ha accademie. catturato quel... Sì, nel senso che mi capitava spesso, no? Vedevo, però poi alla fine sul pratico molte accademie promettono tanto, ma... Vai a stringere, come si dice a Sì, Roma, nel senso che, stringi cioè, proprio anche il fatto della mia scelta di andare a Milano è perché è stato che... io ho visto proprio una diversa professionalità proprio in tutto, cioè io mi sono resa conto di cos'è una vera accademia da quando io ho iniziato l'accademia a Milano. L'anno scorso io quando stavo a Roma in quest'altra accademia, diciamo, non ho seguito bene i programmi, cioè mi rendo conto che magari io che già da prima lo facevo da autodidatta e che anche Hai continuato, esatto, ho no? continuato perché veramente voglio raggiungere il mio obiettivo e sono una persona molto pure testarda, si può sì, dire. esatto, cioè magari ho tratto anche dal negativo, ci ho tratto qualcosa come Di una spinta di andare, positivo, esatto. questo è importante. Però mi rendo conto che magari qualcuno che era un po' più indietro, che non aveva le stesse capacità, non ha potuto sfruttare questa occasione, Questo magari è non, importante. cioè poi a livello lavorativo non ha continuato perché Quindi non comunque è tutto l'esperienza- oro quello che luccica, Esatto, stare esatto. fare attenzione, Bisogna fare no? attenzione comunque alla scelta dell'accademia, bisogna vedere proprio, cioè nel senso magari te la presentano come l'accademia più bella così, ma poi devi È vedere sul l'unica. pratico, devi chiedere, cioè non bisogna mai affidarsi. Poi Ora quanti anni hai davanti, nel senso faranno fare delle prove, dei tirocini, come si dice? allora sì, la mia accademia nel senso dà molte opportunità, diciamo, esatto, sbocchi comunque. Già durante proprio mentre studiamo ci danno opportunità, ci fanno... Lo posso dire quanti anni hai? Hai 19 Sì, anni? no, 20 anni, ho 20 anni. 20 anni? Beh, sei veramente... Grazie. Parli però... ho ragione a dire professionista, quindi ti Grazie. lascio proseguire. Che no, ho perso il filo del discorso. No, che ti aiuti, che già mentre frequenti Sì, l'accademia sì, hai delle ti danno, opportunità. ti danno giusto? opportunità, insomma, al di fuori, anche importanti. Per esempio l'anno scorso le ragazze della mia accademia MB hanno truccato per una sfida di Dolce & Gabbana. Nel senso che Dolce & Gabbana, comunque insomma. c'hanno anche, diciamo, sono affiliati con una compagnia di modelle. Cioè, nel senso ti fanno lavorare. Ti mettono nel Sì, circuito esatto. e Poi soprattutto però... ti insegnano anche a come comportarti nei backstage, hanno una compagnia di backstage comunque affiliata, ti insegnano come comportarti, chi ti trovi davanti, come sarà, è molto interessante da questo punto Secondo di vista. te ci vuole più umiltà o più intraprendenza? Servono entrambe, secondo me umiltà è importante in questo lavoro anche perché ci sta molta Brava. competizione proprio a livello proprio lavorativo tendono anche a vedere molto come ti comporti tanto, nel senso che fa la differenza il tuo comportamento, come Ti ti fanno presenti. fare la gavetta, diciamolo. Sì, Ti fanno fare la gavetta. Sì. Senti, hai frequentato l'istituto Cine TV Rossellini, Sì. anche lì c'è la curiosità, insomma, che percorso? Ti è piaciuto come percorso Allora, formativo? Diciamo che se dovessi guardare indietro sicuramente col fatto che ero una ragazza comunque un po' agitata. Guarda, come Nel- tutti, Nel senso che forse non stai ho dicendo dato tanta niente di importanza, nuovo. cioè non ho dato tanta importanza al liceo, cioè alla scuola non l'ho frequentato nella maniera migliore, proprio con attenzione, cioè guardando indietro magari molte cose pagherei per rifarle. Cose che magari non ho fatto bene, un po' disattenta. E questo penso un po' a tutti. Sì. Però sì, è un'esperienza che consiglio, comunque un liceo serio, è un liceo che forma, nel senso ti fa fare esperienza, un buon liceo, lo consiglio. Io chiedo a tutti, nel terminare l'intervista, non me ne vorrai, qual è il tuo sogno nel cassetto? L'abbiamo un po' capito, sì. però qual è il tuo sogno nel cosa vuoi? In assoluto penso lavorare nel cinema, essere truccatrice nel cinema. Vabbè. Magari Ambizione. specializzarmi proprio negli effetti speciali, che è una cosa che mi piace molto. Purtroppo in Italia ancora non ci sta la concezione. Questa cultura, vero? Sì, esatto, no, bisogna uscire per fare effetti speciali, ma anche a livello accademico
non ci sta proprio un'accademia che ti insegna quello bene. E l'idea di uscire ti dispiace o... Allora, io cioè alla fine sono molto legata a Roma, me ne rendo conto anche adesso che vado su e giù per Milano, che alla fine in qualche modo quando torno a Roma mi sento sempre a casa. sì, Roma. è così, però contemporaneamente non sarebbe, cioè nel senso mi stuzzica l'idea, cioè mi piacerebbe comunque uscire, magari fare esperienza fuori. Dici perché no, però poi rientrare, come la Sì. trovi Roma? Allora, Roma è un ambiente un po' difficile, cioè nel senso a livello lavorativo tanto, nel campo in cui magari io vorrei avere uno sbocco ancora di più, perché comunque mi sono ritrovata, anche se voglio dire non mi aspetto niente, cioè sono comunque studiante, Certo, eccetera, stai facendo un percorso, ho appena è iniziato, perciò, però magari sai a un certo punto ti metti a pensare tutte le ore che hai lavorato, quante cose hai fatto così per una pacca sulla spalla proprio. Dice brava, sei stata Sì, brava. sì, cioè nel senso che comunque sì, a livello di esperienza è importante, ma poi ti rendi conto che magari è anche importante tutelare il lavoro, cioè nel senso che magari un po' se ne approfittano un po' fuori dalle righe a Roma su questo punto di vista. Però Come si dice? Cioè, però fanno i piacioni. sì, esatto. L'abbiamo detta. Esatto. Virginia, vogliamo fare io vorrei fare un primo piano sugli occhi di Virginia, un po' per il trucco che capirai. Cioè adesso gli chiederò tutti i consigli dietro le quinte. Però volevo chiudere così. Dove devo guardare? Questa è la parte che mi è piaciuta di più. Grazie Virginia. Grazie. It's the return of the space cowboy into planetary goodbye songs. Say you're the space of Chiba, oh you and I go deeper. Maybe I have to get high to get by. This is the return of the space cowboy